senza nessuna ragione, anche perché non sappiamo quali siano le materie che vorrà chiedere e soprattutto non sappiamo con quali caratteristiche e condizioni. Quindi tutto inutile. Andare a votare o no non cambierà nulla. Il fronte dell'astensionismo si fa forte del primo passo dell'Emilia-Romagna, pur giudicato come fumo negli occhi dai fautori del sì. Referendum inutile e dispendioso, controbatte chi dice che domenica è meglio andare in montagna, e poco importa se il PD su questo non manchi di divisioni interne. Per la senatrice Laura Puppato non è uno sgambetto quello di Emilia e Roma, perché, dice, il centro-sinistra è stato il primo a mettere davvero sul piatto l'autonomia. Nel 2001 abbiamo costruito il federalismo italiano attraverso il titolo V, cioè abbiamo inserito l'autonomia delle regioni e poi abbiamo anche delegato alcune materie, ma non tutte evidentemente, altre possono essere delegate alle regioni che ritengono di poterle utilizzare meglio. E poi affonda il colpo. Da Palazzo Balbi si lamentano che il governo da 10 anni non li ascolta, ma... Nel 2008 Galan ha chiesto all'allora governo Berlusconi di poter accedere a maggiore autonomia. E qual è stata la risposta? Nessuna. Governo Berlusconi nel quale, sottolinea la Puppato, la Lega c'era. E allora, per la senatrice, resta un elemento. L'Emilia ha fatto quello che si poteva fare prima, in Veneto. Scopriamo che può semplicemente applicare la Costituzione e senza spendere soldi pubblici se ne va dal governo a chiedere 4 materie per avere una propria autonomia.